Caro Ivo Gallo, caro Lele Marcassa, sei pronto? Prontissimo! Inizia una nostra nuova avventura. Un nuovo viaggio! Tra paesaggi straordinari, natura, alberi, lavoro! Protagonisti dei nostri viaggi sono i luoghi che la storia e l'ambiente ci regalano. State con noi. Inizia la Racola. Ivo Gallo, Dimmi Lele Marcassa! sei contento? Contentissimo! Ho visto su quel fiume all'orizzonte che ci sono folaghe, cigni, gabbiani, germani reali. Dove mi hai portato? Nel regno degli uccelli. In realtà siamo a Casier, che è stata costituita come comunità dall'unione di Casier appunto e d'Ossonne, e siamo lungo, quello che dicevi, è il fiume Sile. Infatti fra poco affronteremo le rive di questo importante corso d'acqua di Risorgiva con la bicicletta. Bello! Quindi noi andiamo alla scoperta di Casier in questa giornata meravigliosa tra paesaggio, storia e tantissima bella gente. Andiamo? Andiamo! Via! Benvenuti a Casier. Noi abbiamo un territorio che si suddivide su delle frazioni, che la più numerosa è d'Osson, poi abbiamo una parte di Frescada, una parte delle Grazie, una zona Sicilia e poi abbiamo le Camate. Casier mantiene un rapporto quasi simbiotico col suo fiume, il Sile. È naturale, infatti, che il nostro comune rientri tra le 11 municipalità ospitanti il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Per quanto riguarda la cultura, quest'anno in particolare abbiamo dato spazio ai giovani con il concorso letterario Scrivere per cambiare il mondo, dedicato ai ragazzi delle scuole medie di tutta Italia. Casier è un comune molto attento ai giovani, sia per lo sport sia per la cultura. Molte sono le discipline praticate nel territorio. Tra i nostri bravissimi atleti abbiamo anche campioni nazionali e internazionali. Proprio per questo stiamo ultimando la nuova pista di pattinaggio. Il comune ospita tanti eventi, con uno sguardo attento alla tradizione, come per esempio la Festa del Radicchio, che ormai da 38 edizioni è una meta culinaria ambita. E adesso vi lascio con gli amici Lele e Ivo alla scoperta del territorio bellissimo di Casier e vi aspetto a braccia aperte tutti. Sono contento di trovarmi in questo luogo davvero molto bello. Siamo nel centro di Casier. Come vedete alle mie spalle una meravigliosa ansa del fiume Sile. Fiume che è stato fondamentale per lo sviluppo e la crescita di questa comunità, che si attesta qui già nel primo millennio a.C. e nei secoli cresce soprattutto grazie al trasporto fluviale, al commercio. Quest'area era vocata al carico e scarico soprattutto di bronzo e ferro, che poi andava verso la laguna di Venezia. Il primo documento che ci parla di Casier è del 710, anno in cui venne edificato il monastero benedettino dedicato a San Pietro, San Paolo e Sant'Eunisto. Il monastero era alle dipendenze della grande abbazia di San Zeno di Verona. Intorno all'anno 1000 i signori di Casier, i De Casario, costruirono una grande dimora fortificata lungo le sponde del fiume.
Poi con l'arrivo di Venezia molti nobili decisero di trasferirsi a Casier o per brevi periodi, quindi per un buon ritiro, oppure per coltivare questi grandissimi latifondi molto fertili. E iniziarono così a costruirsi delle bellissime dimore, come per esempio le ville della famiglia Barbaro o dei Franceschini Rombo. Fatto sta che Casier poi è sempre cresciuta negli anni a livello economico, ci sono molte aziende importanti, ma soprattutto ancora oggi si coltiva quel frutto prezioso d'inverno che è il radicchio rosso tardivo di Treviso, detto spadone, con le stesse tecniche di imbiancamento di 200 anni fa. Quindi una cittadina accogliente, come vedete oggi splendente, in cui storia, economia e paesaggio si fondono insieme per regalarci qualcosa davvero di straordinario. Hai visto che bello, Lele? Già! Bisogna ringraziare Giovanni della Treviso Bike che ci ha dato le biciclette, come a noi le può dare a tutti quanti, e pensa che se succede qualcosa entro un'ora vi recupera. Infatti ce l'ha dimostrato, perché abbiamo avuto un problema e in 27 minuti ci ha risolto il problema. Questa è la via la Greenway che da Monaco va a Venezia, e in particolar modo questo tratto costeggia il vecchio corso del Sile. Fa parte del Girasile, la parte un po' storica, più storica appunto della Greenway. Un'altra bella cosa è che oltre a farla in bicicletta la si può fare anche in barca. Perché non la facciamo allora? E infatti la faremo. Dai, via. Via. E lungo il Sile sono arrivato nel giardino di questa bella dimora che è Villatoso, che il cavaliere all'inizio del XX secolo trasformò in una sorta di ospedale. Durante la Grande Guerra era chiamato Ospedale 62, quindi un luogo di ricovero. Tra parentesi, siamo qua perché c'è il mio grande, tra virgolette, amore artistico per Ernest Hemingway, e qui c'è una traccia. Dopo quella fantomatica notte dell'8 luglio del 1918 in cui ci fu un importante bombardamento a Fossalta di Piave con il ferimento dello stesso Hemingway, venne trasportato in questo luogo per le prime cure. Da qui successivamente si spostò a Milano per ricevere delle cure importanti in quanto aveva le gambe riempite di schegge della bombarda, si parla di oltre 200. Questo viaggio dal fronte della Grande Guerra, passando per Casier, arrivando a Milano, si trasformò in una delle più grandi opere del premio Nobel, Addio alle armi, che vi consiglio davvero di cuore di leggere. Trovandomi
del comune di Casier penso a altri due grandi personaggi che hanno lasciato un segno nella storia di questa comunità, l'architetto Bini e soprattutto il grande Giuseppe Maffioli. È stato un attore, un drammaturgo, un poeta, un pubblicista ed ha inventato e raccontato alcune delle più grandi manifestazioni gastronomiche del nord Italia, come per esempio Coco Fungo e Coco Radicchio, che io ho l'onore negli ultimi 3 anni di presentare. Quindi una kermesse culinaria che porta in alto la cucina della nostra regione, la cucina del Veneto. Ho raggiunto l'interno della chiesa parrocchiale di Casier, dedicata a Sant'Eunisto e compagni martiri. È un luogo collocato su un'ansa del bellissimo fiume Sile e venne ricostruita nel 1753 sulle rovine dell'antica chiesa precedente. Infatti, a ben guardare, all'interno della sacrestia c'è una lapide che ricorda la posa della prima pietra per la ricostruzione. Ci sono alcune opere interessanti all'interno di questo tempio. Per esempio un pregevole quadro che è stato attribuito alla scuola di Palma il Giovane che raffigura la crocifissione di Cristo. Poi abbiamo all'interno del presbiterio 2 affreschi dialoganti di Bugoni e siamo nel 1756. Uno raffigura la cena dell'agnello del Vecchio Testamento, l'altro invece l'ultima cena di Cristo con gli Apostoli. Abbiamo poi una pala davvero splendida, un po' nascosta dal tabernacolo, ma che è stata dipinta da un grande eroe della pittura veneta di fine 500 e inizio 600. Si tratta di Bortolomeo Orioli. E c'è appunto la Madonna che si alza verso il cielo circondata da angeli e ai suoi piedi su un piano che guarda dalle colline ci sono Sant'Eunisto, Sant'Abra e Sant'Abrata, i compagni che furono appunto uccisi nel 380 ad opera degli Ariani di Altino. Quindi una pala importante per questa comunità, ma che ci ripropone in un certo senso la fine di quel percorso artistico che è stato così importante per l'Italia, il Rinascimento, e ci si affaccia evidentemente al manierismo. Poi c'è un'altra opera che mi colpisce, una statua lignea della Madonna del Rosario, che peraltro in ogni fine di settembre, inizio di ottobre a Casier si festeggia e si rende omaggio alla Madonna. In questo caso c'è una tipica raffigurazione con questo drappo azzurro con delle stelle dorate. Bene pensate che questo attributo, che è molto presente nelle chiese italiane, fu motivo di ispirazione di Arsène Hayes, il quale nel 1955 disegnò la bandiera dell'Unione Europea, quindi su fondo azzurro con 12 stelle, come riporta peraltro un piccolo periodo dell'Apocalisse di Giovanni che dice: «Poi in cielo apparve un segno straordinario, una donna vestita del sole con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle. Proprio questi versi, ammise così, come dicevamo, Arsène Hayes, furono ispirazione per questo artista per la creazione del simbolo dell'Unione Europea, questa bandiera con le stelle dorate. E quindi forse all'interno di questo luogo sacro c'è la devozione di una comunità, ci sono delle opere di pregio
ma soprattutto c'è la Madonna che ci richiama al valore dell'unione di questo nostro vecchio continente, certe volte stanco, ma che ha voglia ancora di ricominciare, l'Europa. Sto passeggiando nel parco di Villa Contarini, Guizzetti, Antonini della Rovere-Nenzi, una villa del 1700 che si estende per oltre 3 ettari, all'interno della quale stanno facendo dei lavori di restauro. Devo ammettere che il parco è molto curato e anche i lavori molto ordinati, complimenti. Ma passiamo all'albero che ho incontrato, il frassino. Il frassino famoso nella Bibbia perché non proprio questa tipologia produce la manna, quei cristalli di zucchero che sono un integratore alimentare molto efficiente. Il frassino da sempre è legato a molte leggende, soprattutto per le popolazioni druide. Il frassino era l'albero che univa il cielo e con le radici gli inferi e generava l'inferno e il paradiso e quindi l'universo insieme. Il legno del frassino veniva bruciato all'inizio dell'anno come rito propiziatorio e per risvegliare gli altri alberi, un po' come il nostro Panevin. E quest'albero era associato anche ai guerrieri, perché le lance che venivano affidate ai guerrieri erano di frassino, perché il legno è flessibile ma molto resistente. Probabilmente da questo deriva la leggenda che i vampiri si potessero uccidere solo con un bastone di frassino. Oltre alle leggende mi vorrei soffermare però su questo frassino, che come vedete in realtà è costituito da 2 alberi. La leggenda proprio di questo albero narra che 2 innamorati piantarono 2 semi vicini. I semi crebbero e durante la loro crescita si unirono in un abbraccio naturale per creare appunto questa bella pianta. E a tal proposito ricordo i racconti di Claudio Rorato, l'amico Claudio Rorato, la persona che mi ha fatto apprezzare questi esseri viventi in maniera più profonda, quando diceva che nella villa, nella casetta delle fate di Parise, c'erano 2 tigli che si erano abbracciati nel tempo, erano stati chiamati anche Giulietta e Romeo e probabilmente non per puro caso si ammalarono e morirono insieme nel 2005. Io adesso non vorrei disturbare l'abbraccio di questi 2 alberi e quindi con molta delicatezza mi unirò a loro, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita.
Come direbbe Lele, fluitare sopra le acque di un fiume è una cosa magica. E qui sopra il Sile è veramente magico e lo stiamo facendo grazie ad Arianna che con Cristiano ha questa attività, cioè tu dai la possibilità alla gente di immergersi nella natura usando le acque del Sile. Sile Way, quando è che si può fruire di questo servizio? L'attività apre tra fine marzo e primi di aprile per tutta primavera e estate fino alla fine di ottobre. Le barchette sono elettriche, non serve patente, perciò possono guidarla tutti. Cosa molto simpatica, i bambini si mettono al volante e non si staccano più. Sono barchette da 5 o da 7 posti, sono ecosostenibili, ecocompatibili, quindi friendly, perché rispettano il territorio e tutta quella natura che c'è sul Sile, dalla fauna alla vegetazione. Esatto, non hanno scarico, non fanno onda, non fanno rumore, non fanno onda e quindi passi attraverso gli animali senza dar fastidio a loro. Cosa molto molto importante. Noi siamo partiti da Casier e in contemporanea a noi è partita anche una barca a vela, giusto? Un catch a 2 alberi se non sbaglio. Sì, sono i ragazzi della Lega Navale di Treviso. Esatto, a bordo ci sono Emanuele, Fabio e Giorgio. Soprattutto Giorgio è il veterano del gruppo perché vanta 2 traversate oceaniche in barca a vela. Quella barca è usata come nave scuola appunto per dare la possibilità di prendere la patente nautica. Ma torniamo a Sile Way. Io so che voi organizzate anche degli eventi. Sì, allora attraverso le barchette elettriche facciamo una navigazione notturna con cena ed è cosa molto particolare perché si parte ancora con la luce del giorno, ci si attracca su un posto e poi si ritorna invece con la notte ed è bello il fiume perché di notte esalta tutte quelle che sono i suoi suoni e la luce particolare. Con la luna piena è illuminata dalla luna, senza luna c'è l'effetto lampara perché le barche hanno un'illuminazione che spara in acqua. Perciò se siamo fortunati saremo seguiti dai pesci. Bellissimo. Ed è una cosa molto fantastica. Fantastico, fantastico. Quindi sia di giorno che di notte immersi nella natura, fluitando sulle acque del Sile. Inoltre facciamo anche lo scambio intermodale bici-barca e c'è la possibilità di attraversare anche la conca di navigazione per partire in barca e tornare in bicicletta. Quindi super ecosostenibili, super eco-friendly. Esatto. Evviva la natura, evviva la natura! Davvero felice di essere qua, ringrazio di cuore Arianna per questa bella opportunità che mi sta donando e questo è un luogo importante per la nostra regione. Siamo lungo il corso del fiume Sile che nasce tra i comuni di Vedelago e Piombino d'Ese in varie risorgive. Una delle più suggestive e più importanti si trova proprio nel comune di Vedelago e si chiama Fontanasso de Acoalonga. Ecco, il corso è piuttosto lungo perché a un certo punto il Sile si rivolge a Treviso, poi verso sud-est guadagnando la laguna di Venezia. Pensate che il primo a parlare del Sile fu Plinio il Vecchio nella sua Historia Naturalis, chiamandolo Silis, che sostanzialmente definisce un corso d'acqua silente, silenzioso, quindi placido. Alle mie spalle questo importante sito archeologico, anche se non propriamente riconosciuto, che è il cimitero dei Burci. Dovete immaginare che questo corso d'acqua nei secoli è stato attraversato da numerose imbarcazioni tipiche, appunto i burci, quindi a chiglia piatta, che erano atte al trasporto di merci. Un importante porto era collocato proprio qui a Casier. A un certo punto finì questo sistema di traffico commerciale lungo il fiume e i burci vennero fondamentalmente abbandonati. In questa, alle mie spalle, che un tempo era una cava, detta Cava Barina.
Ora ciò che vediamo, e lo vedremo purtroppo per pochi anni ancora, sono i resti di queste antiche imbarcazioni commerciali. Sono i relitti che creano una grande suggestione, ma ci ricordano davvero una storia importante, non solo per il Veneto, ma soprattutto per la città di Venezia e per i suoi commerci. Io ora continuerò questo breve viaggio lungo questo fiume davvero bello che nel 1683 fu deviato dai veneziani per preservare la laguna, le cui acque furono in un certo senso traslate all'interno del vecchio alveo del Piave, in zona Intestadura e poi a Caposile, tra i comuni di Musile di Piave e San Donà. Quindi un viaggio alla scoperta di questa natura meravigliosa lungo il parco del fiume Sile. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin? But I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, that is so it goes, and someday I'm meant to be. Take my hand, take my whole life too, but I can't help falling in love with you.
Guarda chi troviamo all'interno della mitica mostra mercato di Dosson di Casier, dove si dà grande rilevanza a uno dei prodotti più importanti dell'agroalimentare veneto, che è il radicchio rosso tardivo. Oh, Lele! IGP. Lele! Ma sai chi è lui? Federico Caner! Ciao a tutti, ciao ragazzi. Si festeggia un prodotto importante per la regione, vero? Sì, noi lo chiamiamo il fiore d'inverno, questo è un prodotto spettacolare che caratterizza il nostro territorio, ma che ormai è venduto in tanti mercati, non soltanto italiani ma anche esteri. Tra l'altro poco prima dicevo che pensate che questo prodotto al mercato a Milano lo vendono a 37 euro al chilo. Attenzione! Ecco, quindi abbiamo oro per le mani, no? Ecco, magari mi verrebbe da dire che parte di questa redditività magari bisognerebbe trasferirla al mondo contadino, che purtroppo, diciamo, non ne guadagna Anche così perché tanti. è un prodotto comunque difficile da coltivare, ha una procedura molto particolare che poi purtroppo è soggetta molto spesso ai cambiamenti climatici, ma so che ci sono grandi progetti, vero? Assolutamente sì, noi stiamo lavorando molto su questo grazie alla ricerca, all'innovazione tecnologica, ringrazio l'associazione dei produttori, il consorzio, ma anche le nostre università, perché stiamo lavorando anche sul seme per far sì che la prossima, diciamo, seminatura venga con dei semi molto più resistenti alla siccità e quindi ci permetta anche di poter far fiorire questo splendido prodotto anche se, diciamo, le temperature sono un po' più alte, perché questa è una delle minacce che questo prodotto ha. Quindi questo è un prodotto d'eccellenza dell'agricoltura veneta e mai come in questi anni si assiste al connubio agricoltura-turismo. Assolutamente sì, questa è una regione che ha il maggior numero di IGP, DOP, abbiamo ben 405 anche prodotti tipici a livello regionale e su questo siamo la terza regione in Italia, mentre siamo la prima per quanto riguarda i DOP IGP. Ovviamente i turisti vengono nel nostro territorio anche perché si mangia bene e si beve bene e quindi insomma se noi agganciamo il PIL del turismo 18 miliardi più 8 miliardi di agricoltura, voi capite bene questo comparto cosa significa. Tu lo rappresenti come assessore alla regione e noi siamo contenti di trovarti in un clima di festa all'interno di questi stand meravigliosi. Ma quante ne sa? Ma quante ne sa? Insieme. Quindi facciamo un po' di festa! Stiamo scoprendo il fascino del radicchio rosso tardivo. Tanti si lamentano perché in effetti il prezzo è un po' alto, ma dovete sapere che il prezzo è giustificato da tutto il lavoro impiegato da queste persone per arrivare al prodotto finale. Si prepara il terreno, si semina, poi si raccoglie, ma dopo la raccolta cosa succede, Stefano? Dopo la raccolta ci sono altre 3-4 fasi di lavoro dove dobbiamo incassettare il radicchio per metterlo in acqua, dove rimane con l'acqua sorgiva delle nostre fontane a una temperatura circa di 13 gradi, viene messo a dimora con profondità di acqua dove le radici rimangono sommerse e là riparte, rigermoglia e nasce di nuovo il fiore all'interno. Il famoso fiore da mangiare. Fiore che si mangia. Ok. Allora, fatto questo, si riprende dalle cassette, si riporta nelle fasi di lavorazione nei magazzini, si pulisce da tutte le foglie esterne, che sono quelle marce, quelle che non vengono usate, e poi c'è una fase che noi chiamiamo toelettatura, che sarebbe la pulizia di tutta la parte radicale della radice, la radice che si vede quando il cliente compra, dove noi lo puliamo e poi va messo in acqua di nuovo per fare un lavaggio, incassettato e poi portato al commercio, alla vendita e ai nostri clienti, ai nostri prodotti. Si produce questo fiore all'occhiello di questi territori. Esatto. Io invece personalmente ho un altro dubbio, caro Stefano. Perché si chiama tardivo? Perché è una pianta che si addice a mantenere anche nei periodi molto freddo. Questo qua è il rosso tardivo di Treviso, che dura fino a gennaio, febbraio come
anche sul campo e che non soffre le temperature fredde, anzi aiuta a a diventare maturo. Difatti i ghiacci la tendono a fare diventare bianco e rosso. Quindi tardivo è maturo, quindi quando Lele mi dice Ivo tardivo intende Ivo maturo. Ivo maturo. Senti, maturo. ma Stefano, non è che mi fai fare un giro sul trattore? Beh, guarda, il trattore andiamo volentieri. Vai. Siamo nel cuore di Dosson di Casier, il cui toponimo deriva da dorsum, che ci indica le tante alluvioni fluviali che hanno caratterizzato la storia di questa terra. Pensate che la più tragica riconosciuta è quella del 589 d.C. Però il primo documento che ci parla di Dosson è del 790 d.C., che racconta un atto di cessione di tal Ado da Treviso e dice «Loco ad supra Dulsone», un luogo dove l'agricoltura è trionfante, le ville sono splendide e adesso mi reco alla Pasina, un locale molto importante per questa terra dove andiamo alla scoperta di una tradizione importantissima, non solo per Casier, ma per tutta la marca trevigiana. Sono emozionato perché sono vicino al professor Bellò, Emanuele, che ringrazio. Sono pensionato intanto. Che ringrazio della cortesia. In questo bel luogo siamo negli spazi dell'osteria La Pasina a Dosson di Casier. Ecco, perché sono emozionato? Perché io da un po' di anni peraltro presento la manifestazione Coco Radicchio, di cui il professore è un grandissimo esperto, ma soprattutto siamo qua... Consumatore. Siamo qua perché lui è lo schieson, quello in carica, possiamo dirlo, che è una sorta di tradizione, direi magica, legata all'agricoltura veneta, ma soprattutto della marca trevigiana, perché per chi vive la provincia di Treviso lo schieson è qualcosa di grandioso. Chi è lo schieson, Emanuele? Schieson è l'autore del calendario più antico d'Italia, se non d'Europa. Esce dal 1716, quindi ininterrottamente. Guerre, rivoluzioni, carestie, sempre uscito. È quello che tu tieni in mano in questo momento. Questa è l'edizione aggiornata, perché l'aveva fatta in due versioni. Una, questa qua per i contadini, e l'altra tipo agenda, tipo per i commercianti. Questa era la sessione per i contadini, perché veniva appesa sulla porta della stalla e venivano segnate le date che servivano loro per le semine, per uccidere il maiale, eccetera. Poi c'era il Bondeluna, credo, no? Sì, eccoli qua. Vicino qua c'era sempre le lune. Quindi il contadino
che non aveva ancora questi strumenti, diciamo, Anche se non sapeva leggere, questa qua guardava il segno della luna e Non sap- capiva quando era il momento giusto Esatto. per piantare o meno. Esatto. E lo si fa ancora dal Sì. 1700, Sì, incredibile. lo si fa ancora, sì. Come si tramanda questa tradizione, professore? Di padre in figlio, perché proprio una volta nelle famiglie patriarcali, al primo dell'anno, i nipoti andavano a fare gli auguri ai nonni, no? E il nonno regalava a ogni ceppo un calendario, uno schiesone, quindi proprio è una cosa che passa da nonno a nipote. E quindi. poi invece una volta che viene eredato, in questo caso lo fai tu, Sì. di solito veniva distribuito al di fuori della chiesa. All'inizio sì, dopo quando sono industrializzati anche là. Comunque si chiama schiesone perché è il nome di un albero, Sì. il bagolaro schiacciasassi, botanicamente il Celtis australis, di origine nordamericana, che serviva per fare ombra nelle vicinie, cioè le assemblee di villaggio che si tenevano fuori dalla chiesa, Esatto. dove i preti distribuivano anche questo calendario qua, all'inizio, dopo ho cambiato. Cos'è che ancora ti emoziona quando tu prepari questo schieson? Penso a quelli che c'erano prima di me, perché sono tanti, non si sa neanche esattamente, perché a volte uscivano 3-4 schiesoni con editori diversi. È solo adesso che si è stabilizzato, quindi Quindi ci sei tu, sì. tu lo prepari, viene distribuito, finché tu deciderai un giorno di cedere questo tuo grande Più tardi possibile. lavoro più tardi. più tardi possibile. Quindi per ora ancora lo schiesone ufficiale di Treviso è il nostro professore. Si sente parlare di Beppo Gobbo da Casier. Che cosa è successo? Allora, lo schiesone aveva anche un sottotitolo, un soprannome, eccetera, che variava in tutti gli anni. Dal 1900 in avanti c'è il sottotitolo Beppo Gobbo da Casier. Perché? Perché lo schiesone di quell'anno sentiva uno strillone che usava Beppo Gobbo da Casier, sempre vero, mai Busier. Mai E Busier. da allora ha adottato come è rimasto. Sempre lo stesso, Beppo Gobbo da Casier. Quindi siamo qua, siamo tra Casier e Dosson, quindi Luogo tra perfetto. l'altro veniva stampato 20 anni a Dosson, quindi il sito lo stampava a Dosson. Quindi possiamo rivendicare una paternità Sì. storica. Sì. Perfetto, io ringrazio il professore perché mai come oggi mi balza per la mente una frase che spesso ho citato, perché diceva Italo Calvino, professore, che bisogna diventare senza mai smettere di essere. Tu sei testimone di queste radici storiche per il Veneto che vanno mantenute, conservate e raccontate. Grazie. Grazie. Finalmente ho guadagnato l'interno di questa mitologica osteria che è la Pasina e sono con lo chef Alex e col titolare Simone, che ringrazio della cordialità. Simone, io tengo tra le mani questo libro, Il fiore che si mangia, fatto molto bene, dove ci sono molte ricette ma anche la storia che è alle spalle di tutto questo. Cos'è accaduto a un certo punto? Tuo papà. Sì, il papà nasce come operava in fabbrica e faceva forni per grandi aziende, quindi comunque girava per le cucine. E un giorno, visto che l'azienda non andava molto bene, abbiamo visto un'osteria, cioè ha visto un'osteria a Dosson davanti al campo sportivo, perché lui nel frattempo faceva anche l'allenatore. E abbiamo preso questa osteria quindi senza nessuna esperienza lavorativa. Mia mamma è rimasta al banco con lui comunque preparava qualche cicchetto perché era appassionato. Sì. La passione è stata tramandata dalla sua mamma. E facendo questi cicchetti un giorno, siccome Maffioli, che insomma gastronomo, attore, mitico Maffioli, veniva al panificio vicino e entra a bere la solita ombretta, la pausa che faceva l'ombretta col cicchetto, un giorno gli dice alla Teresa, mia mamma, alla Pasina, questo cicchetto ha una mano diversa dal solito. Entra in cucina, conosce mio papà,
scopre frequentandolo che era un allievo suo alle elementari, perché Maffioli ha fatto anche il maestro delle elementari, e gli dice: non fermarti a queste cose, fai qualche altro piatto. Allora da lì ha cominciato a fare qualche altro piatto. Un giorno arriva, fa: ora sei pronto, ti iscrivo a un concorso. E inventa un piatto, ha fatto questo piatto, è andato a questo concorso era cuoco d'oro internazionale a Stresa. C'erano una ventina di ristoranti italiani e 10 europei ed è arrivato primo. Fantastico. Da lì è stata un'esplosione, quindi da lì ha avuto un sacco di richieste di fare altri concorsi. Lui ama la sua terra, ama tutti i prodotti a chilometro zero, perciò, essendo ad Osson la patria del radicchio, ama il radicchio, e da qui che è riuscito a portare il radicchio in tutto il mondo. Con questo, nel periodo di Covid, appunto, che eravamo un po' più tranquilli, ho deciso di scrivere questo libro con comunque la sua firma, intervistandolo per fare le ricette, perché ce l'aveva tutti in testa, non scriveva mai niente, quindi è stato abbastanza difficile correrci dietro, ma soprattutto la storia, cioè tutti i premi che ha avuto negli anni, tutte le cose che ha fatto, in quanti stati ha portato radicchio, e da qui è nata questa cosa. Straordinario, quindi la storia che continua. Adesso ci sono dei giovani chef, come il nostro caro Alex, che ha preparato un antipasto a base evidentemente di Tardivo di Treviso. Cosa hai combinato su questo piatto? Questo è il nostro trionfo di radicchio, dove presentiamo il nostro radicchio in molteplici tipologie. Abbiamo sicuramente il radicchio in saor, il radicchio fritto e il radicchio marinato. Il tutto viene accompagnato da una maionese a radicchio. Fantastico. Questi sono gli ingredienti che tu... Qui troviamo gli ingredienti, ovviamente la cipolla per preparare il saor con l'uvetta, i pinoli, l'alloro. Qua troviamo il vino e l'aceto. Poi troviamo lo zucchero di canna con cui comunque andiamo a condire il nostro radicchio in saor. Poi abbiamo il radicchio marinato, si ripetono un po' gli ingredienti, quindi vino, aceto, zucchero, ci aromatizziamo col ginepro, l'alloro, e infine il radicchio fritto, quindi farina di riso e acqua frizzante, semplicissimo. Per la realizzazione invece della maionese è una maionese vegetale, quindi utilizziamo il latte di soia, quindi non ci sono uova. Fantastico, io diciamo che a questo punto sono quasi pronto per un assaggio di questa meraviglia a base di radicchio. Ringrazio Simone, la sua famiglia, ringrazio tutti i giovani che lavorano all'interno di questa mitica cucina. Ivo, vieni che facciamo un brindisi tutti insieme! Questo vino è, diciamo, il mio vino della casa, è fatto dall'azienda agricola Santomè di Biancade, ed è un uvaggio di Merlot e Cabernet. Ale! Ti piace? Sì. Hai fame? Tanta, non vedo l'ora. Alla pasina, Cin cin. facciamo questo bel brindisi con i ragazzi, evviva!
Sono seduto in questa bellissima stanza con l'ingegner De Palma, che ringrazio per l'ospitalità e l'accoglienza, e siamo all'interno di uno stabilimento che lei dirige da molti anni, che è leader nazionale e non solo nella produzione di porcellane, la Tognana. Chi non conosce questo marchio, che negli ultimi anni è aumentato in qualità ma soprattutto anche in brand awareness? Tutti conoscono questo storico marchio che fa alta qualità. Voi siete nati come azienda tanti anni fa, siamo addirittura nel 1700, e poi cos'è accaduto? Allora, nasciamo nel 1775 per l'esattezza come azienda produttrice di latterizi, ma ci sono stati nel corso di oltre 2 secoli dei punti chiave, diciamo, che hanno riguardato la nostra azienda. La più importante è avvenuta circa 80 anni fa, esattamente nel 1946, quando l'azienda si converte e comincia a produrre porcellana da tavola. Un cambio naturalmente radicale, e comincia la vera crescita dell'azienda fino all'anno 2000, quando la proprietà dell'azienda passa ad un gruppo milanese, la famiglia Morosi. L'azienda viene completamente trasformata con notevolissimi investimenti e soprattutto il prodotto viene diversificato e dalla porcellana viene affiancato il mondo della cottura e questo a partire dall'anno 2009, quindi diciamo negli ultimi 15 anni, e successivamente, anzi immediatamente dopo, il tessile, l'acciaio, quindi le posate, il vetro, l'ultimo nato negli ultimi 2 anni, il piccolo elettrodomestico. Ovviamente di design. Il design ovviamente è tutto completamente realizzato all'interno dell'azienda e anche qui con una notevole crescita, perché l'azienda ha guardato sempre con estrema attenzione la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente. E quindi il design è una cosa fondamentale e quindi l'abbiamo sempre curato direttamente. Di fatto Tognana produce tutto quello che si mette sopra una tavola. È un'azienda che con questo marchio importante entra davvero nelle case degli italiani e non solo. E tutto peraltro certificato. Certo, infatti nell'anno 2000 abbiamo conseguito la prima certificazione, quella di qualità, e successivamente altre certificazioni molto importanti, perché diamo molta attenzione alla sicurezza sul lavoro, alla qualità dell'ambiente e ultimamente anche alle fonti rinnovabili, alle energie rinnovabili. Che producete qua? Abbiamo investito tantissimo, per esempio in un grandissimo impianto di fotovoltaico, con acquisto di energia green e cose di questo tipo. Voi lavorate soprattutto per le famiglie. Questa è un po' anche la sua famiglia. Com'è ogni settimana affrontare il lavoro in questo grande stabilimento che è la Tognana, ingegneri? Questa è la nostra famiglia, perché credo di parlare non solo a livello personale. Sono qui, come le dicevo, da 25 anni, ma soprattutto vorrei parlare a nome di tutti i nostri dipendenti, perché io vedo nei nostri dipendenti la mattina, quando li incontro in azienda, la soddisfazione di venire a lavorare per la nostra azienda. Io vi ringrazio davvero, perché tante altre persone sono state con noi davvero gentili e accoglienti, e quindi nel cuore della marca di Treviso ancora oggi e sempre con maggiori risultati si produce l'alta qualità della porcellana e non solo. Grazie Gaetano, grazie di cuore. Grazie a lei.
È un piacere essere qui ai Laghetti Azzurri, a Dosson di Casier, con il giovanissimo Christian e la mamma Anita. Ragazzi, come mai questa passione per la pesca? Beh, gliel'ho trasmessa da quando era piccolo. Già all'epoca io venivo con mio papà, mi ha sempre portato quando eravamo piccolini, e quindi una passione trasmessa già in età... Da nonno a nipote praticamente. Esatto. Christian, ti piace questo sport e per quale motivo? Mi piace perché è un'attività che si pratica all'aperto e quasi tutti i giovani, compreso me, sono a casa con lo smartphone. Stanno a casa e questo sport, ecco, ti fa uscire di casa e ti fa anche divertire. Perfetto, allora io ringrazio Christian e la mamma Anita. In questi Laghetti Azzurri si pescano le trote durante l'inverno, ma durante la bella stagione invece anche le carpe e il pesce gatto. E vediamo se Ivo è in grado di pescare qualcosa. Ivo Gallo Simile alle Marcassa. finisce anche questa avventura. Purtroppo. Nel comune di Casier, lungo questo splendido fiume che è il Sile, uno dei più grandi fiumi di risorgiva in Italia, e ringraziamo tutti quelli che ci hanno accolto con entusiasmo e soprattutto con giovialità. Esatto, Ok. quasi un raggio di sole o un raggio di Sile. Un raggio di Sile. Se sei d'accordo, D'accordissimo. chiudo con un piccolo periodo di Ernest Hemingway tratto da Dio le armi, perché abbiamo incontrato un po' di lui anche in questo percorso. E scrive questo ovviamente durante la Prima Guerra Mondiale nel fronte del Piave. Ero sempre imbarazzato dalle parole sacro, glorioso e sacrificio e dall'espressione invano. Le avevamo udite a volte ritti nella pioggia, quasi fuori dalla portata della voce, in modo che solo le parole urlate giungevano, e le avevamo lette su proclami che venivano spiaccicati su altri proclami da un pezzo ormai. E non avevamo visto niente di sacro, e le cose gloriose non avevano gloria, e i sacrifici erano come i macelli di Chicago. Da Ivo Gallo, Ma soprattutto da Lele Marcassa. finisce questa nostra avventura a Casier. Se vorrete ci vediamo ancora per l'ultimissima puntata. Ciao a tutti e grazie. Tutti a Casier a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e il cuor farà 3000 capriole.